l'obiettivo principale di questa squadra è quello di arrivare minimo ai playoff. Poi abbiamo il maschile che sta facendo la Serie D, anche lì l'obiettivo principale è quello di arrivare un buon campionato, se possibile ai playoff. Per le altre giovanili, la D, i giovanili sono tutti abbastanza messi bene, sì che noi puntiamo a fare una buonissima annata e se possibile qualche promozione anche quest'anno, che per noi sarebbe la quinta consecutiva con queste ragazze qua e per noi sarebbe un risultato veramente storico, eccezionale per la nostra zona e per il nostro comune. Le locali dell'Asolo Volley, in divisa nera nel primo set alla vostra sinistra, guidate da Egidio Favero e Moira Fogale, giocano con l'alzatrice Francesca Simonetti, l'opposto Susanna Favaro, Sonia Gatto ed Emanuela Rubin schiacciatrici, Valentina Bazzacco e Alice Andreatta centrali, Monica Marcolin libero. Le ospiti dell'Union Volley Jesolo nel primo set alla vostra destra, allenate da Cristiano Pavoncelli e Denis Franzo, schierano Beatrice Polesel alzatrice, Elisa Muzzupappa opposto, il capitano Ilenia Bars ed Elisa Costantini schiacciatrici, Maria Elena Montagnier e Marta Dei Rossi centrali, Marta Cicerone libero. Avvio difficile per le jesolane per via della ricezione precaria. Anche Asolo sbaglia parecchio in seconda linea, mantenendo comunque nella prima metà del set un vantaggio oscillante da 1 a 3 punti. Sonia Gatto, con uno splendido attacco in diagonale, sigla il punto del 16 a 12 per Asolo, ma le ospiti riducono il divario sul 17 a 16, con due potenti contrattacchi vincenti di Muzzupappa e Bars. Le locali riallungano sul 20 a 16 grazie al muro punto della Bazzacco e all'ace della Maggiotto, ma le trevigiane sprecano il vantaggio con un passaggio a vuoto in attacco che riporta le ospiti sul 21 pari. La schiacciata da seconda linea della Rubin, mal difesa da Jesolo, e un'alzata errata della Polesel spianano la strada ad Asolo, che si aggiudica la prima frazione per 25 a 21 col contrattacco vincente della bravissima Gatto. In avvio della ripresa, coach Pavoncelli fa entrare l'opposto Benedetta Carnio per la Muzzupappa. Jesolo stenta in ricezione e attacca debolmente, facilitando la fuga sul 7 a 3 delle asolane, spinte da Sonia Gatto. Le giovani veneziane riducono il gap affidandosi a Ilenia Bars e alla neoentrata Carnio. Va a segno anche la centrale Montagnier, seppur servita col contagocce. Le ospiti restano in scia alle locali fino al 16 pari, quando cambiano marcia forzando il servizio con la Carnio. Difendono e contrattaccano appunto con la Costantini. Poi Marta Dei Rossi mura la Favaro, la Marcolin sbaglia in ricezione e Jesolo piazza il break volando sul 21 a 16. Voi state aspettando che loro sbaglino, cioè non possiamo pensare questo, dovremmo mettere giù palla noi, Francesca, le scelte. Andiamo. I consigli di Moira Fogale cadono nel vuoto. Asolo non reagisce subendo passivamente i contrattacchi di Costantini e Bars. Un'altra ricezione errata di Monica Marcolin proietta sul 24 a 16 l'Union Volley Jesolo, che fa su il secondo set col diagonale vincente di Elisa Costantini. La ripartenza vede Asolo riprendere l'iniziativa portandosi al comando sul 6 a 3, favorito dalle imprecisioni delle ospiti, troppo discontinue in ricezione. Bars e Carnio sostengono l'attacco veneziano ristabilendo l'equilibrio sul 7 pari. Poi la situazione si ribalta e sono le locali a sbagliare in ricezione, messe in difficoltà dal servizio della Bars. Un potente attacco della Costantini proietta sull'11 a 9 le ospiti, che danno l'impressione di poter alzare il ritmo, ma è solo un fuoco di paglia estinto dall'insidiosa battuta in jump float della Favaro e da altri errori in attacco delle jesolane. Asolo sfrutta l'efficace battuta della Rubin, allungando con decisione sul 16 a 12. Jesolo ha un sussulto riducendo il distacco sul 19 a 17, ma la Gatto martella da posto 2, poi mette a segno un servizio vincente. Un brutto errore della difesa jesolana spegne le ultime chance di rimonta. Asolo vola sul 24 a 19, chiudendo il terzo parziale col punto in battuta della Favaro. Il quarto set inizia in salita per le locali, anche per via di alcune alzate fuori misura della Simonetti, che viene rimpiazzata dalla titolare Irene Dussin. Asolo si rimette subito in carreggiata sul 5 pari, grazie al buon apporto della centrale Bazzacco. Segue una lunga fase coi sestetti punto a punto, in cui spiccano gli attacchi vincenti di Bars e Carnio per Jesolo, di Favaro, Bazzacco e Andreatta per Asolo. Sul 16 pari l'attacco dell'Union svanisce, il muro asolano sporca le conclusioni avversarie, favorendo le rigiocate delle trevigiane che colpiscono a ripetizione con Susanna Favaro, prendendo il largo sul 22 a 16. Dobbiamo riuscire a trovare un attacco forte, perché con l'attacco debole questi qua sono organizzati e non vengono più. Ok, te vammi a 1, al limite mi vai a 2, mi fai il pallettino dietro, sulla 1 tiri, sulla 2 la palla.
Coach Pavoncelli chiede di tirare forte in attacco, ma le ospiti esauriscono le energie nervose. La banda Erika Derton, subentrata alla Rubin, firma il 23-18. Poi le isolane vanno in tilt sulla battuta della Favaro, regalando il match point ad Asolo. Questa sera la partita è stata molto combattuta, abbiamo peccato in ricezione e a livello attentivo. Il set che abbiamo vinto invece abbiamo sbagliato poco e speriamo nelle prossime partite di fare meglio. Stiamo andando avanti con la costruzione di un lavoro giovanile. Anche questa sera abbiamo visto la nostra squadra che tiene fino a un certo punto, poi ci molla un poco. Comunque sostanzialmente è un under 18 che sta lavorando con la Serie C. Nella Serie D abbiamo l'Under 16 per cui è proprio un lavoro di gruppi giovanili che lavorano ad alto livello per poi ottenere anche dei risultati di categoria. Questa partita è stata segnata, diciamo, da un po' dei cali di tensione durante i vari set. Noi ci aspettavamo sì una partita difficile, ma le cose ci siamo complicate la vita soprattutto noi, appunto con dei cali di tensione, con dei momenti in cui perdevamo di vista le cose importanti che dovevamo fare. Quest'anno speriamo ovviamente di fare un buon campionato, sicuramente sarà molto più difficile rispetto all'anno scorso perché il salto da Serie D a Serie C come sempre è abbastanza importante. Abbiamo fatto comunque sia dei miglioramenti soprattutto per quanto riguarda la battuta e la ricezione, per cui quello che su cui stiamo cercando di puntare. Speriamo di migliorare sempre costantemente e di conseguenza riuscire a fare un buon campionato. Noi puntiamo sempre in alto, però sappiamo che sarà difficile. Giochiamo partita per partita e vediamo. Comunque sì, la società ci ha posto obiettivi molto alti, noi cercheremo di fare il meglio possibile.